Benvenuti a Il Veneto in diretta, questo è lo spazio intervista. Nell'occasione abbiamo il piacere di incontrare Fabrizio Boron, che è componente del gruppo misto al Consiglio regionale del Veneto e anche della Commissione Sanità. Benvenuto a lei, Boron. Grazie e benvenuto a voi. Ci avviciniamo al grande appuntamento delle elezioni regionali. All'interno del centrodestra potremmo usare una formula trita e ritrita. Che atmosfera si respira? Ma diciamo che insomma è un momento, no, un po' di attesa a quello che sarà la convocazione delle elezioni, a quello che sarà il prossimo anche mandato elettorale, perché sappiamo che ci sarà un cambio di presidenza e di consiglio e pertanto nel centrodestra si sta ovviamente lavorando, almeno io sto lavorando per quello che è il prossimo Consiglio regionale, il prossimo programma. Non dimentichiamoci che di fronte anche a quello che sono le questioni, le diatribe politiche, poi i veneti si aspettano che i problemi che ci sono, e io ovviamente sono molto legato a quello che è la sanità, avendo fatto nella passata legislatura il presidente di Commissione Sanità, i veneti si aspettano cosa noi facciamo per risolvere i problemi, cosa facciamo e cosa proponiamo nel prossimo mandato legislativo del Consiglio regionale. Proprio parlando di sanità, sappiamo che il problema della carenza di personale medico e anche paramedico è una delle criticità, insomma, che caratterizza quest'ambito. Glielo chiediamo anche alla luce del fatto che proprio pochi giorni fa ha preso il via questo semestre con la nuova formula, che non è il numero chiuso alle facoltà di medicina e chirurgia, anche medicina veterinaria e odontoiatria, ma di fatto crea comunque una selezione. Parliamo di quasi 3.500 ragazze e ragazzi, per cui diciamo in prospettiva un ricambio importante, però l'attualità dice che mancano ancora camici bianchi. Sì, è un problema che risale a molto tempo fa. È stata sbagliata la programmazione su quello che sono ovviamente i numeri, no, delle specializzazioni, lo stesso accesso alla facoltà, che oggi è stato risolto grazie al ministro Bernini, il ministro di Forza Italia, che ha tolto, diciamo, il test d'ingresso, che non è in quanto test, ma era un test a crocette che sembrava più un quiz che insomma un test di ammissione per le capacità che uno può portare al sistema sanitario. È un tema dibattuto da molto tempo, si è sbagliato nella programmazione, adesso si cerca di correre ai ripari per quello che è la necessità ovviamente di avere medici, di avere infermieri, di avere professionisti della sanità che sappiano ottenere l'eccellenza sanitaria che qui in Veneto abbiamo. Sì, indubbiamente. Poi abbiamo questo discorso purtroppo del punto dolente che riguarda le liste di attesa, in merito al quale Forza Italia è stata anche critica da questo punto di vista nella gestione da parte in particolare dell'amministrazione leghista guidata da Luca Zaia, che proprio non molto tempo fa ha in maniera anche un po' trionfale dichiarato di avere risolto questa questione. Qualcuno dice che forse non è proprio così. Guardi, il problema della lista d'attesa è centrale, perché un cittadino si aspetta che quando il medico gli prescrive una cura o gli prescrive una visita è per necessità e non per divertimento, no? E quindi si aspetta con l'ansia di vedere se poi quell'esame dà risultati positivi o negativi, si aspetta di averlo quanto prima. Pensare di aspettare mesi per sapere se io sto bene o sto male è una cosa che ovviamente preoccupa chiunque di noi, se si mette nella condizione di un semplice cittadino. Io è quello che ho sempre detto in Commissione Sanità di fronte all'assessore, e ho sempre detto che quando si parla di liste attesa non può essere un discorso di numeri, di statistica, ma deve essere un fatto oggettivo e pratico. Ad esempio su quello che è il sistema di funzionamento del CUP. Ecco, chiunque può provare, alza la cornetta, chiama un CUP e sa che le prime risposte che trova sono: non c'è posto richiami, oppure la metto in lista di galleggiamento. Ecco, sono due metodi, due modi per far sì che non cresca il dato della lista d'attesa, perché non vanno ufficialmente nella lista d'attesa. Però è un modo dilatorio che non risolve il problema. Noi abbiamo la necessità su questo contesto di investire. E guardi, ad esempio, nell'ambito veneto, dove c'è anche
un fattore privato accreditato, convenzionato, che poi alla fine funziona come fosse sistema pubblico, molto performante. Ecco, c'è bisogno che questa sinergia, nei momenti di difficoltà come quelli adesso, sia implementata, sia rafforzata. Noi non è che un cittadino, se va a farsi la visita all'ospedale o va in una clinica privata convenzionata accreditata, dove paga il ticket normalmente, non è che fa differenza, no. Ma gli interessa che questo avvenga quanto prima. Ecco, noi su questo sistema abbiamo bisogno di creare una sinergia forte e non di creare scontro, perché la cura dei cittadini viene prima di tutto di quello che è un fattore ideologico. Grazie per questa precisazione. Si chiude qui il Veneto in diretta spazio intervista, che ha incontrato Fabrizio Boron, componente del gruppo misto e anche della Commissione Sanità. Grazie a lei. Grazie a voi. Ed ora la linea passa alla redazione di Veneto 24.